mia moglie non l'aveva mai fatto. Allora signora, prego. Io ho già fatto perché si stava vaccinando. Si fermano, chiedono informazioni e poi fanno il tampone. È un continuo via vai di gente alla loggia del Capitaniato a Vicenza, di vicentini e non solo, che approfittano dell'iniziativa del piano tamponi che mira ad individuare l'eventuale presenza di variante Delta tra la popolazione. Oggi per tutti i giovedì di luglio saremo qui in piazza, mentre domani pomeriggio, verosimilmente anche gli altri venerdì pomeriggio, saremo all'emisfero Cattane. L'accesso è libero, stiamo vedendo una buona adesione, veramente, peraltro trasversale come fasce di età e classi di età. Partecipano persone vaccinate e non vaccinate, non c'è alcun problema a riguardo e mira semplicemente ad avere appunto un dato oggettivo di quello che è lo stato di salute della nostra popolazione. Il tampone che viene fatto è quello molecolare con esito entro le 24-48 ore, responso che poi il cittadino potrà avere dal suo medico di base o anche attraverso le varie app da Io ad Immuni. Al lavoro l'equipe infermieristica delle cure primarie del distretto est, misurazione della temperatura, igienizzazione e poi la semplice parte burocratica ed infine il tampone. Pochi minuti e poi si può uscire. Nel primo giorno, nel giro di poco più di 4 ore, sono stati fatti circa 200 tamponi. La scelta del giovedì non è a caso, la presenza del mercato nelle piazze attira molta più gente e diventa più facile unire, diciamo così, l'utile, il tampone, al dilettevole, lo shopping tra i banchi. E se qualcuno volesse vaccinarsi? Diversificare l'offerta diventa un po' problematico, però siamo pronti chiaramente a raccogliere adesioni se qualcuno dice voglio vaccinarmi.